Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi vorrei parlare di un argomento molto ostico, quale la sindrome di Brugada. Trovate altri video informativi e divulgativi come questo sui miei canali social, Instagram, YouTube e Facebook, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. La sindrome di Brugada è una canalopatia ereditaria, cioè un'alterazione di alcune proteine presenti in determinate cellule cardiache che può predisporre chi ne è affetto al rischio di sviluppare delle aritmie ventricolari anche maligne. La sindrome di Brugada è stata descritta per la prima volta nel 1992, quindi è una patologia relativamente giovane. Questa sindrome ci pone davanti a delle sfide molto importanti. La prima è quella della diagnosi. La diagnosi si basa sull'elettrocardiogramma, quello normale a 12 derivazioni a riposo. Sull'elettrocardiogramma è possibile trovare dei pattern, cioè delle morfologie, delle forme dell'onda che possono o far sospettare la sindrome di Brugada o in alcuni casi, più raramente, far fare direttamente la diagnosi. La diagnosi si fa con il pattern di tipo 1, che è una morfologia particolare che si può trovare all'elettrocardiogramma. Esistono altri due tipi di pattern, che sono il pattern tipo 2 e il pattern tipo 3. Questi due pattern possono soltanto far nascere il sospetto della sindrome di Brugada, ma finché non si trova il pattern di tipo 1 non si può fare la diagnosi. Questo è il primo problema. Il secondo problema è che questo pattern, sia il tipo 1 ma anche il tipo 2 e il tipo 3, possono essere intermittenti, cioè essere presenti soltanto in alcuni momenti. Questo rende più difficile la diagnosi perché bisogna trovarsi nel momento giusto a fare l'elettrocardiogramma per poter fare diagnosi. Ci sono delle situazioni ed esistono delle metodiche per slatentizzare il pattern tipo 1 in chi ne è affetto. Alcune situazioni naturali, anzi fisiopatologiche, sono ad esempio la febbre. Nei casi di febbre, in chi ha il Brugada può slatentizzarsi da solo il pattern di tipo 1. Quindi fare l'elettrocardiogramma in chi si ha il sospetto di avere il Brugada è importante per poter slatentizzare questo pattern. Una delle metodiche invece che si può attuare per slatentizzare il pattern di tipo 1 è quella di fare l'infusione di un farmaco, che in Italia di solito è la flecainide oppure l'aimalina. Questi farmaci vengono fatti ovviamente in ospedale e servono per slatentizzare, cioè far fuoriuscire questo pattern, questa morfologia all'elettrocardiogramma, anche in chi non lo manifesta al basale. Ovviamente l'eventuale esecuzione di questi test, che sono appunto il test alla flecainide e il test all'aimalina, devono essere valutate dallo specialista. Un'altra sfida che ci pone la sindrome di Brugada si ha in chi è stata fatta la diagnosi, cioè in chi c'è il pattern di tipo 1 di Brugada. In queste persone si deve andare a stratificare il rischio, cioè si deve andare a valutare qual è il rischio di poter avere delle aritmie anche pericolose oppure se non c'è questo rischio. Per poter parlare di stratificazione del rischio nella sindrome di Brugada, dobbiamo partire dalla sintomatologia e dall'anamnesi familiare. Riguardo la sintomatologia, la sindrome di Brugada è la maggior parte delle volte asintomatica, cioè non dà segno di sé, ma quando dà segno di sé lo può dare in maniera importante, prima di tutto con una sincope, cioè uno svenimento, soprattutto quelli improvvisi e inaspettati. E la seconda cosa che può dare in casi più rari, per fortuna, è direttamente il decesso improvviso. A livello familiare
è importante indagare soprattutto i decessi improvvisi giovanili, perché questi possono essere appunto un campanello d'allarme o addirittura se ci sono casi conclamati di diagnosi di sindrome di Brugada. È importante dire subito che la maggior parte delle persone a cui viene diagnosticato il Brugada hanno un basso rischio aritmico, soprattutto se non hanno avuto sincopi, cioè svenimenti inspiegati, non hanno una familiarità per morte improvvisa e non hanno un pattern tipo 1 spontaneo, cioè senza induzione da parte di farmaci, e queste persone comunque è raccomandato seguire alcuni accorgimenti comportamentali che vediamo di seguito. La raccomandazione più importante ed è quella da attuare in tutte le persone a cui è stato diagnosticato il Brugada è quello di evitare quei farmaci che possono scatenare aritmie nei pazienti affetti da Brugada. Trovate la lista dei farmaci su questo sito www.brugadadrugs.org. Ricordiamo che la lista è in continuo aggiornamento, ci sono due caselline, una rossa e una arancione, dove ci sono i farmaci assolutamente da evitare e quelli preferibilmente da evitare, ma sempre meglio quando possibile evitare quelli di tutti e due i gruppi. La lista purtroppo è in inglese, si trovano in internet anche delle liste tradotte in italiano, ma è sempre bene far riferimento a quelle in inglese perché è quella più aggiornata, quelle tradotte in italiano arrivano sempre dopo e quindi si rischia di non essere aggiornati. Altre raccomandazioni molto importanti sono quella di evitare dei picchi febbrili, cioè di trattare la temperatura con la tachipirina che si può assumere tranquillamente nel Brugada già dai 37 gradi in modo da evitare che la temperatura superi i 38 gradi. Altre raccomandazioni sono quella di evitare l'abuso alcolico, cioè le ubriacature, in quanto queste possono innescare delle aritmie, evitare l'utilizzo di sostanze stupefacenti, di droghe, e di evitare le abbuffate alimentari, quelle troppo abbondanti, in quanto la distensione gastrica, soprattutto se si va a letto subito dopo aver mangiato, che è una cosa sempre da evitare, andare a letto prima di 2 ore dopo che si è mangiato, sono tutte condizioni che possono scatenare delle aritmie in chi è affetto da sindrome di Brugada. Una volta fatta la diagnosi di Brugada in una persona, è importante eseguire l'elettrocardiogramma anche nei parenti di primo grado, cioè nei genitori, nei fratelli e nelle sorelle e nei figli di chi è stato diagnosticato il Brugada per scongiurare la presenza di pattern sospetti anche nei parenti. Quando in una persona all'elettrocardiogramma si trova un sospetto pattern di Brugada, si devono attuare le raccomandazioni comportamentali che abbiamo detto prima, in particolare evitare i farmaci presenti nella lista. Inoltre è possibile eseguire, oltre l'elettrocardiogramma semplice, anche l'Holter ECG di 24 ore, che per il Brugada deve essere eseguito quello a 12 derivazioni, anziché le 3 derivazioni classiche dell'Holter ECG 24 ore, e inoltre devono essere posizionati gli elettrodi in particolari posizioni che sono le precordiali alte, come saprà lo specialista in questo caso. Successivamente è importante valutare caso per caso dove è necessario eseguire test di stimolo come il test alla flecainide o test alla emalina e in base a questi risultati, ma anche a eventuali sintomi come le sincopi, come abbiamo detto, e alla familiarità, valutare in casi specifici di eseguire lo studio elettrofisiologico, che sarebbe uno strumento per valutare il rischio di poter avere aritmie anche maligne. Purtroppo non esiste un trattamento vero e proprio per la sindrome di Brugada. La cosa più importante è di attenersi a quelle misure comportamentali, a quegli accorgimenti che abbiamo detto prima, in particolare quello di evitare quei farmaci che sappiamo che possono scatenare aritmie nella sindrome di Brugada. Nei casi identificati come ad elevato rischio, l'unico trattamento possibile è quello di impiantare un defibrillatore, che è un dispositivo che viene posizionato sotto cute e che
interviene in caso di aritmie maligne interrompendole e di fatto salvando la vita. Ovviamente l'utilizzo del defibrillatore viene valutato al termine di un processo di screening dettagliato che viene valutato caso per caso dallo specialista. Ricapitolando, la sindrome di Brugada è una canalopatia, un'alterazione di alcune proteine di particolari cellule del cuore che può predisporre al rischio di avere delle aritmie ventricolari anche maligne. Questa sindrome solitamente è asintomatica, non dà segno di sé, ma quando dà segno di sé lo può dare come svenimenti, delle sincopi improvvise o a volte anche l'arresto cardiaco. È importante valutare sia i sintomi sia l'aspetto familiare. Oltre all'ECG ci sono di aiuto gli Holter ECG a 12 derivazioni delle 24 ore e alcuni test di stimolo come il test alla flecainide e il test all'aimalina. È importante in tutti i casi diagnosticati di Brugada di evitare quei farmaci che possono scatenare aritmie che trovate a questo sito internet e seguire gli accorgimenti comportamentali che abbiamo visto in questo video. Se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere mi piace e a condividerlo per una più ampia diffusione. Come dico sempre, è importante conoscere per saper riconoscere. Vi invito anche a seguire le mie pagine social, Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.